Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive, mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca o sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo a sentirsi addosso al vento. Io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si vive, mi uccide. Canzone, cercala se puoi. Dille che non mi perda mai. Va per le strade tra la gente. Io i miei occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai. Adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai, non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me. Che ho sempre fatto solo sbagli, ma uno sbaglio poi cos'è? Non si vive, uccide. Canzone, cercala se puoi. Dille che non mi lasci mai. Va per le strade tra la gente. E come lacrime la pioggia mi ricorda la sua faccia. Io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive. Vabbè fioi, e anche oggi niente alba perché si stava troppo bene a letto, ormai il sole è già alto, insomma pazienza. Ora accendo il mio sistema di fatturazione digitale, che è il computer, che se il lavoro. Tira la tenda che il sole mi batte in tiozzi, stacca l'inverter, stacca il monitor. E iniziamo a godere questo immenso privilegio che non è lavorare in fronte all'oceano. No, se lavorare in pigiama, cioè andare in ufficio in pigiama, è fantastico. Eccola, ho aperto le saracinesche e ora la bottega è aperta. La bottega in senso l'attività. Guarda, acrobazie che mi tocca fare per bicicletta. Vabbè dai, ci siamo a partire, questo è altro. Il coccai che mi svoia qua davanti all'ufficio. Guarda che tipo. No, guarda che sporca che è la lente. No, fioi, no. Sì che non l'ho aperta, vedi tutti i sbiribiri. Buongiorno Italia. Oh, guarda mio amico Useo che le torna. Bibi. Fatela. Che forte. Si affeziona ormai. Boh, riproviamo. Ho fatto una pulizia di emergenza, ma sembra che funzioni con cotton fioc e aspirapolvere. Bah, speriamo bene. Ok, le urgenze, ossia i problemi, ossia le cose brutte, perché ogni tanto purtroppo anche nel mio lavoro ci sono, cioè il mio lavoro non è solo creazione,
ma è anche risoluzione dei problemi, e il problema è quando c'è urgenza, c'è pressa. Vabbè, insomma, si è risolta una cosa di un sito molto importante e famoso, e vabbè, non si fa no. Niente, è stato comunque bello farlo qua, coi cocai che mi svoia davanti, che ogni tanto anche mi distraevano, perché insomma, ecco, adesso sono spariti giustamente. Come puoi dire di no al cocal? Cioè, il cocal ti passa davanti mentre sei lì e ti viene da guardarlo, no? Mentre è lì stagliato su questa spiaggia selvaggia nel nord, che è la Scozia. Volevo dire nel nord della Scozia, ma invece no, è la parte più sud in assoluto, questa è la Scozia. Eccolo tornato, è il cocal svoiante. Guarda come che svoia. Guarda come che svoia. Il coccale un po' svolante. Dio illandico, fioi, che brosa! Credo di essermi meritato questa pausa dal lavoro, credo. Spero di non sbagliarmi. Che ventera, fioi! Guarda te, se io dovevo mettermi col camper lassù, sì, a sta ora te mi trovavi in acqua. Sei una pecora scappata dal recinto? Sei scappata dal gregge? Sei una pecora controtendenza che mangia l'erba? Coscale, digale, un fiorino. Una alla volta sto costruendo un gregge, cioè vanno avanti, si aggiungono a quelle per strada. Cazzo, ago skill per diventare un pastore. Adesso fioi vi porto a vedere il vero punto, madonna come mi sono infatti il cappuccio, è il vero punto più a sud di tutta la Scozia, è dentro per queste colline qua. Urco che vento, aspetta che mi butta in acqua, no veramente, oh. E comunque seppur per pochi metri, questo è il vero punto più a sud in assoluto della Scozia. Ma io mi allontano perché veramente ci sono folate di vento che vengono a volte che ti spingono proprio in acqua. Tutto così, è proprio il paesaggio che adoro io, a parte qualche raro, Dio raro, a parte qualche burrone, ok, qualche scogliera, ma per il resto insomma vedi laghi, torrenti, mare, solitudine, spazi aperti, verde, fiori dappertutto, fioretti selvatici, piante, percorsi da mountain bike, cioè fiori. Sono a 70 km circa da casa, sì, non la casa quella con le ruote, la casa intendo quella che avevo in affitto ad Ayr, che è un po' più verso nord, però già qui niente, mi sento già bene, mi sento già, passami il termine, realizzato, nel senso che ho già ottenuto quello che volevo, anzi per una serie di numerose coincidenze o fraintendimenti su quello che ho studiato, devo dire che in video non lo so, ma nella realtà è stato tutto molto meglio di quello che mi aspettavo, molto, e tutto ciò che ho desiderato, tipo anche, non so, conoscere un amico Mona per andare a fare i deficienti con la mountain bike nel wild, cioè anche quello è accaduto. Cioè è pazzesco, tra l'altro anche appunto Kev, che è uno cazzo che fa gare e costruisce piste, quindi voglio dire, tutto quello che io immaginavo è arrivato con la giuntina, insomma, ecco, tipo i 50 con la giuntina. Insomma, in qualche modo vivo anche più serenamente ciò che mi arriverà nel futuro, che in teoria dovrebbe essere molto di più di quello che abbiamo visto e fatto, sia ovviamente come quantità, ma poi anche come bellezza, particolarità, epicità dei luoghi. Però sinceramente non mi interessa, nel senso che dentro di me ho già dato a sufficienza, e quindi non mi aspetto nulla. So che avrò, per carità, ma non mi aspetto nulla. Te la metto qua per parlare. Beh, che poi abbiamo imparato anche qui nel canale che è proprio quando tu non ti aspetti nulla che tutto diventa più grande, perché è tutto regalato, no? Perché quando tu ti aspetti qualcosa, anche dalle persone, ok? Tipo una reazione a un'azione che tu fai, no? Con una ragazza, eccetera. Quando tu hai questa aspettativa, fai quella cosa
ti aspetti, non so, un 8 su 10 e se ti arriva un 10 più 10 sei contento per quel 2 su 10 che è la differenza, ok? Ah, guarda che è vera sta roba, facci caso. Se invece ricevi il 7 ci resti di merda, ma se invece non ti aspetti proprio un cazzo, cioè tu sei sullo 0 e ricevi il 7, porca puttana, altro che più 2, sei a più 7. Magari a qualcuno può suonare strana, però fidatevi che è così. Andare a vedere che ho visto un mega barilone. Boia, guarda che bombolone, ma che roba, è enormissimo. Ma sa semplice trovare il relitto della nave spiaggiata. Tu mettere e trovare un silos. Eccolo. Beh, è anche qua da un bel pezzo, direi. Ah, ok, ecco da dove veniva quel barilone. Era un contenitore di gas che è rimasto lì dopo il naufragio di questa nave qua. Eccolo lì il mio ufficio. Sono rimasto da solo. Wow. Quando un giorno nel futuro rivedrò questi video e dirò porca troia, quello era il mio ufficio, cioè no, quello in particolare è il mio airport. Insomma, dopo è ovvio che dopo un po' ti stanchi, perché il cervello umano è fatto così, ha bisogno di stimoli continui, lui ha bisogno sì di riposo, quindi un po' del nulla, di fermarsi, ok, di rallentare il tutto, proprio di parcheggiare il tutto, di fermare il tutto. Ma poi, una volta che il tutto inizia a essere stabile e fermo, inizia a provare agitazione, molta agitazione. Perché? Perché ha un cervello creativo, non è un animale, non è una bestia, ha bisogno di creare, di fare, di macinare. Sta nella nostra conformazione genetica, cioè non sei robe straffatone che mi sono inventati. Ah, entrare qua. Ah, mamma mia, che senti che calduccio. Ah. Cioè mi ciuccio lo stesso panorama ma dal calduccio, col calduccio. Altra spiazzetta. Sì, anche qua poteva arrivare con un gambero. Mi ero dimenticato di dire una cosa che poteva essere anche interessante. Quando eravamo in quella spiaggia, quella sai con la cisterna persa dalla nave, quella bella, no, che io ti ho detto, anche qua ci si può mettere eventualmente con il camper. La terra che vedevi davanti, quella era l'Irlanda, quindi dal faro, guarda, tenendo il faro alle spalle e la lingua di terra, vedevamo l'isola di Man. Nell'area destra, che è la spiaggia dove poi siamo andati, si vedeva l'Irlanda. Mentre quella che vedo io dalla finestra in realtà non è diciamo niente, ossia è sempre Scozia. È sempre terra di Scozia e non è un'isola, in quanto la Scozia ha di quelle insenature veramente enormi di decine di chilometri, quindi semplicemente quella è ancora Scozia. No, va bene, che credo, che figata. In sostanza, non so se vedi, in sostanza volevo regalarmi un microfono e da Kerris ad Air, dove abitavo, ora hai il commesso che puoi chattare, cioè puoi fare la videoconferenza e lui ti mostra le cose, hai capito? Cioè troppo figata. Adesso avvio. No, yeah, it's a different one. I should need the mic 3 but with only one mic and one receiver. So you have the kit, you have two mic and one receiver. We've got the bundle, yeah. Okay, and we don't have a single signal. How much it cost the bundle? It's £259. Okay, thanks in any way. Have a nice day. No problem. You too. Bye bye. Bye. No, vabbè, non siamo affrettati. Hanno il bundle, sarebbe il kit. Io ho bisogno del microfono wireless col suo ripetitore della DJI. È un ottimo microfono, è uscito da poco il Mic 3. E loro però hanno il kit della scatola che gli carica le batterie con 2 microfoni e un ricevitore. Costa tipo 120 euro in più, anche no, insomma, dai. Ok, allora Fioi, ecco forse perché sono scappati tutti. Si sta alzando vento, la marea eccetera, non vorrei rimanere sotto acqua, quindi forse è il caso. È stato bello, lo abbiamo spremuto questo posto, ci siamo divertiti, ce lo siamo goduto eccetera eccetera, ma non mi piacerebbe avere il camper sott'acqua sinceramente, quindi
vamos. Ok, partenza giusto in tempo, guarda dove è arrivata l'acqua e niente, devo fermarmi però per strada perché ho un'assistenza urgente da fare. Quella piccola ansietta che il pulmino non andava avanti, ma è gemellato, 2 sgomatate e via. Porco cane, basta dondoleare pulmino! Ma mi metteva tanta ansia il single track in realtà, ragazzi, è proprio la massima tranquillità. Cioè, mi hanno fatto tanto terrorismo quelli là coi camper su YouTube, ma porca puttana, vai tranquillo. Vabbè, insomma, il trucchetto anche, giustamente, come diceva Kev, guarda sempre tanto avanti, vedi se ci sono le auto che arrivano e sai che devi calcolarti o vai tu nel tuo, vedi, passing place o va lui, insomma, ecco. Infatti si chiamano single track non perché sono strette, ma perché proprio ci passa solo un veicolo, guarda, c'è il pulmino giusto proprio, sono a filo. E il nonetto che ti saluta dal giardino lo puoi trovare solo in Scozia e in Albania, anche in Albania. Ok, adesso ho 2 assistenze urgenti e devo catare dove fermarmi. Ecco qua che smonto dai monti, sono in tunnel dei alberi della morte, quelli dei film. Giù qua, io sei. Credo che le farò un attimo qui le urgenze. Una volta il mio sogno era fare l'operatore del Linea Verde, no? Perché pensavo, cavolo, giri tutti i borghetti, vai in giro, no? Fai, parli, conosci. In realtà guarda te che alla fine, per me, e sottolineo 1000 volte per me, è 1000 volte meglio il mio lavoro, perché comunque faccio quello che voglio, quando voglio e come voglio. Fossi stato l'operatore delle Mela Verde, de che robe là, ovviamente no, avrei dovuto avere un copione e soprattutto avrei dovuto lavorare, fare, interagire, parlare, raccontare anche quando non ne avevo voglia, hai capito? Questo per dire, guarda te, ogni volta come la vita ci dà conferma che quello che tu credi sia giusto, perché te l'hanno insegnato, lo hai ereditato in qualche modo, in realtà sei una stronzata, non è vero niente. I fatti dicono altro. Ok, ho fatto tutto, i clienti strafelici e io puoi immaginare. Non so però perché sigo ogni volta. Oh, hai visto prima quando guidavo che c'erano le onde alte, quegli uccelli col becco lungo e strettissimo? Erano strani, c'erano tantissimi. Qua per me è tutto bello, anche il posto più stupido ed insignificante, tipo questo qua. Siamo appena entrati nell'Ayrshire, che è la regione dove abitavo. Un po' come dire, siamo entrati nel Veneto, insomma, ecco. È la zona, la regione. E Betty e dopo li prendono sotto, guarda. Betty, guarda, stupido, guarda, deficiente. No, vabbè, va rifatto tutto. Allora, in sostanza, in Italia si dice che becca Cesetta, guarda, Cesetta, aspetta. Guarda, Cesetta. Madonna, guarda, fai gli anni schiacciati. Si dice te sei stupido come una gallina, ossia sei stupido come una gallina. In realtà no, adesso bisogna dire sei stupido come un fagiano, perché le galline non sono così stupide. Guarda che i fagiani veramente ti vengono in bocca, porca miseria. 40 km da casa. Curati in che zone abitavo. Vabbè, una cosa alla volta. Il punto è che come fai a non fermarti, accidenti? La vedi quella tetta lì, quella isola a forma di tetta? Perché sigo ogni volta? E quella lì la vedevo dal mio paese. Il mio paese, guarda, siamo a 15 metri, 15 km. E quella tetta si chiama Ailsa Craig o qualcosa del genere. Ailsa Craig. Ecco, sì, non credo che faccia schifo, ma anche il Cristo che te lo indica e te lo giudica. Qui siamo veramente attaccati al mio paesino, però io voglio fare, non voglio arrivarci subito, voglio fare tutti i paesini vicini per vedere anche cosa avrei potuto fare nelle immediate vicinanze, ma che alla fine non ho fatto, insomma, ecco, hai capito. Sai, io ho girato, vabbè, Glasgow l'avrò vista 40 volte, Edimburgo, ma beh, la foresta di Tenebrights che discorsi, sono andato qualche volta, ho sbordato verso destra, verso Prestwick, quando conoscevo nuove compagnie, andavo a casa di gente, eccetera, e allora sì, dalle parti di Prestwick, però di qua no, ok? Quindi voglio scoprire, ho sempre avuto questo pensiero, ho detto chissà cosa c'era dopo quel parco, hai capito? E adesso me lo scopro.
qui dicono che c'è un'influenza degli uccelli, un'influenza aviaria degli uccelli, e che quindi non bisogna toccare, leccare e ciucciare i cadaveri degli uccelli. But you better stay in the hotel. You can go everywhere. But Yes, of course, of course. I can't do that. You can rent if you want. Summertime is the best in Scotland, you know. Just Mamma mia che ciaccoloni, sono stato a ciaccolare con Dononi da Hong Kong che adesso vivono qui in Scozia. Si parlava un po' del più e del meno, no? E dopo si è parlato un po' del discorso sicurezza, di tutta questa emergenza del multiculturalismo che c'è, no? Che all'inizio ce l'ha voluta passare come cosa buona, frichettona, peace and love, invece se peace ciappe dentro il culo, ha detto anche loro. Ha detto tranne che da noi no, non funziona così assolutamente, e se uno si permette di rapinare o cose del genere c'è l'esecuzione, probabilmente. Questa cosa non viene detta tanto in giro. Ti ricordo tutti quei ragazzi che morirono in quella manifestazione, sai, quella col carro armato, che c'è anche il simbolo della ragazza davanti al carro armato. Per i media e per le fonti ufficiali di comunicazione cinese quella volta non successe nulla, hai capito? Quindi loro zitti fanno quello che bisognerebbe fare. Aspetta, calma, quello che bisognerebbe fare, come dicevamo io i vecchiotti, nel caso in cui tu scegli di essere un disgraziato, perché se non stai morendo di fame, non c'è la necessità di rubare, è una scelta quella di rubare. In posti come il nostro, come l'Italia, dove ci sono tanti quei posti di lavoro da far schifo, noi facciamo finta di no, ma se guardiamo tutti i cartelli che ci sono in giro ce ne sono da far schifo. Lì sì ti meriti la pena di morte se rubi, cioè voglio dire, forse la pena di morte è anche un po' esagerata. La reimmigrazione, che è una cosa che va tanto di moda adesso, i miei amici e chi mi conosce sa che io è da una vita che dico questa cosa. Facevo sempre l'esempio dell'isola sperduta dove mettere tutti i delinquenti, ma comunque per me la pena ovvia che dovrebbe esserci sempre è quella dell'esilio. Se hai una casetta di 4 metri per 4 con dentro dei pulcini e 2 serpenti che si mangiano i pulcini, tu, capo dei pulcini, prendi il serpente e lo metti via dalla casetta. È semplice, non è cattiveria, anzi è cattiveria mantenere il serpente assieme ai pulcini. Quella è cattiveria. Oddio, il giretto di domani sarebbe 40 km con 420 metri di dislivello. Esatto, guarda qua, voglio ricordare che l'animale simbolico della Scozia, che è l'unicorno, non è come vedi in quei reel del cazzo, perché la Scozia è magica, perché sono tutti strafattoni eccetera. Tu sei strafattone. La Scozia è famosa per essere una nazione coglionatrice, per quello dico che la sento nel mio DNA. E la Scozia all'epoca, per contrastare il simbolo del leone, no, aveva detto, boh, voi giocate con ste stronzate, con sti simboli eccetera, allora ci facciamo anche noi il simbolo, l'unicorno, che è un animale di fantasia che non esiste, hai capito? Questa è la vera storia dell'unicorno scozzese. Poi ognuno può credere alle favole che vuole, voglio dire, Teghinam, Madonne e Allah e Buddhi in giro per il mondo. Occhi foto di polvere, tramonti, di tappeti stesi, di tende, di silenzi, di casbah e di mercati, di aeroplani su terre straniere, di piedi scalzi nei vicoli di Algeri. Hai il profumo dolce dell'erba e dell'incenso, di bracieri accesi che brillano d'inverno, di ebano e di spezie e di sabbia portata dal vento.
voce parla di caldo e di colori, di mattoni gialli asciugati sotto il sole.